C'è una proposta di legge che è stata presentata dalla Lega per insegnare il veneto nelle scuole dell'obbligo della regione. Lei sarebbe d'accordo? Io sì. Sarei d'accordo sì, perché è una cosa bella di mantenere il dialetto di Venete. Sì. Si sta perdendo un pochino il dialetto. Noi ancora che siamo qui da Venezia parliamo ancora un po' Il il veneziano. veneziano, però non c'è tanta gente, siamo rimasti in pochi, addirittura. Devo dire qualcosa a merito? Diciamo che, dice che la priorità dovrebbe essere data ad altre materie. Io penso proprio di sì. Magari l'educazione civica sarebbe più importante che non insegnare il veneto, che comunque già i bambini sanno perché lo sentono, dai loro compagni o dai genitori o dai nonni. Sarebbe bello. Le piacerebbe a lei? No, qua a Venezia specialmente no. Beh, si sta perdendo un po' il dialetto, c'è bisogno di insegnarlo a scuola. È difficile, anche perché gli insegnanti non sanno il dialetto. Tanto cerchiamo di imparare l'italiano, Lei dice che c'è bisogno ancora di... perché in tante regioni non si sa neanche quello. Lei parla più in veneziano oppure più in italiano, in casa o tra amici? No. Poi in amicizia, magari se va a bere o mangiare qualcosa fuori, si sfocia nel dialetto. Ma anche sì, anche perché il veneto è una lingua, tutto sommato. Lei signora come la pensa? Sì, sì, può anche andare, sì. Quando lei diceva comunque lo si parla, lei parla più in veneziano o più in italiano? Con mio marito è in veneziano, coi figli in italiano. Con i figli in italiano, quindi non... I nipoti in italiano. Però posso dirle che parlando in dialetto, io con i miei figli, parlano in italiano lo stesso, mio figlio si è laureato, cioè non cambia niente, anche se uno parla in dialetto. loro preferiscono l'italiano. Esattamente, dopo loro parlano italiano e mi dispiace perché tutto sommato non è male.